Per i risarcimenti ai cittadini e alle imprese danneggiate dall'alluvione che ha colpito Mestre nel mese di agosto siamo ancora a Montefonda, ancora non c'è certezza, si dice che se ne parlerà il prossimo anno e continua ad esserci una trafila tra la Regione, Roma e il Comune di Venezia. Sono passati quasi 4 mesi da quando un'alluvione colpì Mestre, provocando danni per più di 6 milioni di euro. E per i risarcimenti non si ha certezza non solo dei tempi, ma nemmeno del loro effettivo stanziamento. Il Comune invia la documentazione in Regione, la Regione la gira alla Protezione Civile Nazionale, la Protezione Civile Nazionale attiva le ispezioni dei tecnici per accertare e poi decidere se dichiarare lo stato d'emergenza. Una situazione di attesa e di incertezza più volte denunciata dal senatore Dem Andrea Martella. È una situazione inaccettabile per i cittadini che devono avere i risarcimenti necessari e tutto questo avviene mentre in comune si occupano del rimpasto di chi entrerà in giunta e di chi andrà a occupare questa o quella poltrona. Sinceramente tutto inaccettabile.